dal TG Sicilia le principali notizie di questa edizione. Tragico incidente sulla statale per Paternò in provincia di Catania. Nello scontro tra un camion e un'auto muoiono i conducenti dei due mezzi. Catania in prognosi riservata a una giovane irlandese travolta sulle strisce pedonali alla circonvallazione. L'incidente riaccende la polemica sulla sicurezza. Insorge l'opposizione che sollecita interventi urgenti. Omicidio Agostino, ergastolo per il boss Gaetano Scotto. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Palermo. In aula i parenti dell'agente ucciso assieme alla moglie incinta nel 1989 a Villa Grazia di Carini. Non si dimette il sindaco di Paternò Nino Naso, indagato per voto di scambio politico-mafioso, e chiede l'invio al comune di una commissione prefettizia. Gli affari di Cosa Nostra in Brasile. La Guardia di Finanza sequestra altre 9 società in Italia, Svizzera e Hong Kong e oltre 350.000 euro. Al centro di tutto il boss di Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso. A Messina è scattata oggi la seconda fase del risanamento della baraccopoli del quartiere di Giostra. Consegnati i lavori, entro 5 mesi sorgerà un grande parco con spazi verdi e giochi. E poi il calcio, delusione Palermo al Barbera. I rosanero perdono con la Salernitana e si allontanano dalla vetta. In C grande rimonta del Catania che vince a Caserta, pari per Trapani e Messina che attendono il derby. Bentrovati, lo avete sentito, tragico incidente sulla statale per Paternò in provincia di Catania. Nello scontro tra un camion e un'auto muoiono i conducenti dei due mezzi. Adelaide Barbagallo. Prima lo scontro e poi le fiamme che avvolgono i due mezzi, non lasciando scampo ai due guidatori. Drammatiche le immagini che vi mostriamo. Fuoco, fumo e il materiale di risulta che trasportava il camion sparso per strada. Sono un 41enne di Motta Camastra, in provincia di Messina, alla guida di un mezzo pesante, ed un 80enne di Paternò, alla guida di una Opel, le vittime del terribile incidente che si è verificato lungo la statale 284. È avvenuto in contrada Scalilli, in un territorio che ricade a metà tra i comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia. L'auto viaggiava in direzione Paternò quando forse per un malore o una distrazione del guidatore ha invaso la corsia opposta. Il camion ha cercato di evitare lo scontro, ma sterzando bruscamente è andato a sbattere sul muro di contenimento e si è incendiato. Le fiamme hanno raggiunto rapidamente anche l'Opel per poi propagarsi pure sulla vegetazione circostante, costringendo gli uomini dei vigili del fuoco ad intervenire su un doppio fronte. Inutili soccorsi, sul posto carabinieri, polizia e ambulanze. Era arrivato anche il risoccorso, ma il suo intervento è stato vano. Per le due vittime non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi e ripulire l'intera area dal materiale riversato in strada, la statale 284 è stata bloccata, con gli automobilisti che da Paternò devono raggiungere Santa Maria di Licodia e viceversa, costretti a fare una deviazione. Ed è in prognosi riservata la ragazza travolta sulle strisce alla circonvallazione di Catania. L'incidente riaccende la polemica sulla sicurezza. Insorge l'opposizione che sollecita interventi urgenti, ma in città sembrano ignorate anche le minime regole del codice della strada. Tonino De Mana. Ha subito un delicato intervento chirurgico alla testa ed è in prognosi riservata al San Marco la ragazza irlandese investita sulle strisce sul viale Andrea Doria. La sagoma tracciata dalla polizia municipale mostra la lontananza dall'attraversamento pedonale, facendo così prevalere l'ipotesi della velocità dell'investitore. La giovane, trascinata per 20 metri, ha riportato un grave trauma cranico. La drammaticità della situazione ha subito ricordato la tragica fine di Chiara Adorno, l'universitaria di Solarino, uccisa meno di un anno fa in prossimità della cittadella. Da quel giorno e dopo l'ondata emozionale e mediatica non sembra cambiato moltissimo, anche perché a Catania attraversare sulle strisce è sempre rischioso. Quanto è rischioso attraversare sulle strisce pedonali? Abbastanza, appunto, da avere timore di prendere casa qua vicino per evitare di attraversare la strada. E dove hai preso casa?
Via Etneo. Evito Viale Andrea e passo alle scale da via Passo Gravino. Faccio sempre molta attenzione, guardo sempre da un lato e dall'altro prima di attraversare, però è molto rischioso. Lo abbiamo documentato più volte. Sulla circonvallazione ed anche in presenza delle nostre telecamere ci sono tanti automobilisti che tirano dritto, rischiando di abbattere i pedoni. Insorge comunque l'opposizione che sollecita risposte immediate. Oggi abbiamo la prova che i T-Red e gli autovelox non sono sufficienti, bisogna creare delle strutture. Abbiamo fatto interrogazione, abbiamo richiesto la realizzazione di un'infrastruttura che possa mettere in sicurezza i pedoni, i cittadini, gli studenti. In realtà l'amministrazione ha affermato che non ha i fondi per poter realizzare la struttura. Un capitolo a parte lo meritano gli autovelox. Sono attivi ma non rilevano le infrazioni, entreranno presto in funzione con il limite di 50 km/h, anche se per evitare gli incidenti occorrerà molto altro, oppure semplicemente basterà rispettare le regole del codice stradale. Omicidio Agostino, ergastolo per Gaetano Scotto, lo ha stabilito la Corte d'Assise di Palermo. In aula i parenti dell'agente ucciso assieme alla moglie incinta nel 1989 a Villa Grazia di Carini. Orazio Longo. I giudici della Corte d'Assise di Palermo, presieduti da Sergio Gulotta, hanno condannato Gaetano Scotto all'ergastolo per l'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, incinta, uccisi da un comando mafioso il 5 agosto del 1989 a Villa Grazia di Carini, nel Palermitano. La sentenza è stata pronunciata nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Assolto dall'accusa di favoreggiamento Francesco Paolo Rizzuto. Per il duplice omicidio la Corte d'Assise d'Appello di Palermo nel 2023 aveva confermato la condanna all'ergastolo del boss Madonia. I giudici, in parziale riforma del primo verdetto, avevano escluso la circostanza della premeditazione nell'assassino della donna. Il delitto era rimasto impunito per 32 anni. Dopo una lunga indagine, la Procura di Palermo aveva chiesto l'archiviazione, ritenendo che non ci fossero elementi idonei ad andare a processo. L'inchiesta è stata avocata dalla Procura Generale, che invece, giunta a conclusioni differenti, ha chiesto il rinvio a giudizio dei 3 imputati. Nino Agostino, agente di polizia formalmente assegnato alle volanti, collaborava con i servizi segreti alle indagini per la cattura dei grandi latitanti di mafia. Al momento della sentenza erano presenti i parenti delle vittime, tra cui la sorella Flora e suo figlio Nino. In aula anche i giovani di Libera e Donciotti. Non c'era invece Vincenzo Agostino, il papà, scomparso poco tempo fa, a 87 anni, dopo che aveva portato avanti per anni una protesta silenziosa per conoscere tutta la verità sulla tragica fine del figlio, rifiutandosi di tagliare barba e capelli come segno di ribellione. Secondo alcune ipotesi, la gente stava indagando sul fallito attentato della Daura al giudice Falcone, tanto che lo stesso Falcone disse a un amico commissario: io a quel ragazzo gli devo la vita. Non si dimette il sindaco di Paternò, Nino Naso, indagato per voto di scambio politico-mafioso, e chiede l'invio al comune di una commissione prefettizia. Lorena Dolci. La verità, in questo momento è lo scopo principale che io ho nella mia vita, più della libertà, la verità possa e debba trionfare. La ripete ben 58 volte la parola verità il sindaco Naso nella conferenza stampa convocata al comune di Paternò. Chi si aspettava le sue dimissioni rimane deluso. Naso resta e anzi rilancia, sollecitando un'ispezione prefettizia. Se si è violata la legge, se si sono perseguiti interessi ignobili, se vi siano state iniziative sospettabili di collusione, tolleranza, attenzione, accondiscendenza nei confronti di mafia e mafiosi. E vi assicuro che non è successo. Un'operazione verità chiesta dal sindaco indagato nell'inchiesta Atena della Procura di Catania per voto di scambio politico-mafioso, reato che, secondo l'accusa, sarebbe stato commesso con esponenti del clan Morabito Benvegna, legato alla famiglia Laudani durante le elezioni comunali del 2022. Per Naso è stato chiesto il rinvio a giudizio assieme ad altri 48 imputati, mentre è sospeso, su ricorso al Tribunale del riesame, il provvedimento di arresto, su cui deciderà la Cassazione, ma solo per un vaglio formale. Un messaggio alla città, ai suoi oppositori, a chi secondo lui fa sciacallaggio su questa vicenda giudiziaria. Mentre l'opposizione discute di una mozione di sfiducia, l'MPA fa quadrato attorno a lui. È una richiesta che porterebbe ad far emergere quello che al Comune di Paternò non c'è mai stato, cioè una commistione tra politica e mafia.
Gli affari di Cosa Nostra in Brasile. La Guardia di Finanza sequestra altre 9 società tra Italia, Svizzera e Hong Kong e oltre 350.000 euro. Al centro di tutto il boss Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso, Marco Vulà. 3 persone in carcere e una ai domiciliari nell'operazione della Guardia di Finanza di Palermo che ha portato al sequestro di 350.000 euro e 9 società tra immobiliari e ristorazione, soprattutto in Brasile, ma anche in Italia, Svizzera e Hong Kong. Al centro di questa operazione c'è sempre il boss di Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso. Era lui in carcere da agosto a coordinare gli investimenti. I finanzieri hanno decriptato le chat degli indagati e avrebbero scoperto che i soldi del pizzo imposto ad alcuni imprenditori palermitani sarebbero finiti poi all'estero tramite un servizio di money transfer. Un rivolo dell'enorme giro di denaro scoperto dagli uomini del Gico lo scorso agosto e quantificato tra disponibilità finanziarie e beni in 50 milioni di euro. La cifra schizza a 500 milioni se si considerano tutte le società nel tempo gestite dagli indagati, anche servendosi di prestanome. Soldi quindi estorti nel territorio palermitano e ai commercianti del capoluogo per poi essere investiti all'estero. Il GIP ha ravvisato la sussistenza di esigenze cautelari per Giuseppe Calvaruso, 47 anni, Giuseppe Bruno, 51 anni, Giovanni Caruso, 53 anni, Rosa Anna Simoncini, 73 anni, madre dell'imprenditore Bruno. Da oggi acqua razionata anche a Palermo, il capoluogo di regione fino ad ora immune dagli effetti della crisi idrica, adesso dovrà fare i conti con un piano di distribuzione sperimentale che lascia 5 quartieri alla volta senza acqua per un giorno alla settimana. Maglio Viola. È il giorno del via al razionamento dell'acqua anche a Palermo. Nonostante la città fosse rimasta immune ai disagi fino ad ora, da oggi la distribuzione cambia. A partire dalle 8 di questa mattina 5 quartieri sono senza acqua e lo resteranno fino a domattina alle 8. Oggi è toccato ad Arenella, Pitrè, Bocca di Falco, Bonagia, Falsomiele, Borgo Nuovo, Passo di Rigano, Villa Tasca, ma a turno toccherà a tutti i quartieri della città o quasi. L'acqua viene tolta alle 8 del mattino per 24 ore e ridata alle 8 del mattino seguente, quando tocca a un'altra zona. Questo dal lunedì al giovedì, mentre il fine settimana al momento è salvo. Il piano sperimentale però non coinvolge la parte centralissima della città, nella quale l'acqua non verrà tolta mai, perché tutte le reti passano comunque da lì. Intanto da oggi 4 comuni sono completamente a secco per un guasto al sistema di adduzione delle acque grezze dell'invaso Scanzano. Si tratta di Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi e Villabate, che rivedranno la distribuzione fra giovedì e venerdì. Non va certamente meglio altrove nel resto della Sicilia. Caltanissetta è sul piede di guerra con acqua ogni 4 o 5 giorni. Enna ha quartieri che ricevono l'acqua soltanto una volta alla settimana, mentre Agrigento è la città con la più alta percentuale di perdite, dal 60 al 70% di spreco, quindi ogni 100 litri circa 70 vanno buttati via. E se non piove la crisi si aggraverà entro la fine dell'anno. A Messina è scattata oggi la seconda fase del risanamento della baraccopoli che c'era nel quartiere di Giostra. Consegnati i lavori, tra 5 mesi sarà completato un grande parco con spazi verdi e giochi. Francesco Triolo. Qui dove c'erano le baracche, tra 5 mesi sorgerà un parco urbano. Qui dove c'era degrado e abbandono ci sarà socialità, sport, aggregazione. Sono stati consegnati questa mattina a Messina i lavori per la riqualificazione ambientale dell'ex baraccopoli di Salita Tremonti a Giostra. Questa era una delle 80 baraccopoli di Messina, oggi ce ne sono meno di 65. Il progetto di riqualificazione delle aree è l'ultimo tassello che completa un percorso complesso. Qui, e questa è la notizia lieta, non verrà soltanto, come dire, un parco dove si potrà passeggiare, ma ci saranno anche degli impianti sportivi che in questa area, in questo quartiere, sono fondamentali. Gli interventi interessano un'area di 4.400 metri quadri e prevedono la realizzazione di spazi attrezzati, percorsi pedonali, implementazione delle aree a verde, un campo da basket, un'area per il fitness, 2 campi da bocce e 3 tracciati per la corsa. Questa grande area nascerà un parco, accanto abbiamo il Parco Magnolia sul quale c'è un altro grande progetto, quindi lo spirito di queste attività, ripeto, è quello di tutelare la salute delle persone che hanno vissuto in baracca, ma ridare anche il territorio al territorio. E infatti la valenza qui è soprattutto sociale, in un quartiere come quello di Giostra ad alto rischio criminalità.
Questo cantiere consentirà la riqualificazione di una parte di territorio che è essenziale perché insiste in un contesto urbano, quello di Giostra, che naturalmente è noto soprattutto perché ci sono situazioni di particolare degrado, c'è molto spaccio di droga in quest'area e quindi sottrarre a malavitosi in pezzi di territorio per consentire che invece la fruizione alle famiglie, agli anziani, ai bambini significa veramente dare una, svolta. A Catania, dopo il restauro, è stata riconsegnata alla città la fontana di piazza Cavour. Interventi di ripulitura hanno riportato ai colori originari il marmo di Carrara, sistemato anche l'impianto idraulico e rimpiazzati anche i ciottoli mancanti della pavimentazione. La Porta della Bellezza di Librino cambia pelle, gli abitanti portano a casa i loro ritratti. Al loro posto una nuova installazione d'arte che celebra le madri del quartiere. Antonio Presti, è bello vedere le opere che si trasformano ed entrano in casa. Lorena Dolci. Vediamo, la metto, certo che ci troverò un posto, di buttarla no, perché è bellissima. Si smontano uno dopo l'altro i ritratti che per 6 anni hanno composto questo mosaico, il Cantico di Librino, un murales con 700 foto di donne, uomini, bambini e anziani, tutti abitanti del quartiere su cui Antonio Presti opera da più di 30 anni. Chi passava sotto il cavalcavia che ospita la Porta della Bellezza poteva alzare lo sguardo e riconoscersi, connettendosi a qualcosa di più alto. Le foto adesso sono un dono per i soggetti immortalati. Adesso se la porta a casa. Me la porto a casa, sia quella mia che di mia moglie. Lei è venuta a prendere le foto dei suoi nipoti? Foto dei miei nipoti, Giuseppe e Vittoria. E che sono bambini, ora sono un po' più altini. Bello vedere stamattina tante persone che vengono qui a riprendersi quest'opera che non finisce ma si trasforma, adesso arriva nelle case e sono come dei petali di fiori che restituiscono ancora nelle case della gente di Librino quella bellezza del Cantico di San Francesco. Presti ci ha portato un po' tutto questo, ci ha portato il risveglio delle coscienze, ci ha portato il capire cosa vuol dire bello e quando c'è qualcosa di bello c'è più educazione, c'è più garbo, c'è più civiltà. Ognuno porta a casa un pezzo di arte e di bellezza. Al loro posto arriveranno gli scatti della fotografa americana Lynn Johnson, una nuova installazione dedicata alle madri di Librino, celebrando la vita di ogni giorno e gli ambienti che la racchiudono, soggiorni, cucine, camere da letto. Noi parliamo sempre delle periferie come luoghi fisici, come luoghi di mancamento e dimentichiamo le persone che abitano, le persone che vivono con tanto rispetto, con tanta dignità, con tanto cuore. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, il Palermo continua a deludere al Barbera, domenica amara per i rosanero, la Salernitana vince con il gol di Teio e spezza le aspettative della formazione di Dionisi. Marco Gullà. Si può dare di più. No, non è il celebre brano di Ruggeri, Morandi e Tozzi, ma quello che il Palermo deve fare se vorrà raggiungere il salto di qualità. Appuntamento ancora una volta rinviato. Al Barbera passa la Salernitana che vince 1-0 con questo gol di Teio. Il Palermo, disordinato e impacciato per varie fasi del match, non è riuscito a graffiare le occasioni più nitide per Segre e Di Francesco. Poi tanta confusione con Brunori mai pericoloso e gli esterni d'attacco che hanno praticamente sparato a salve. Il risultato che non volevamo prima della sosta, dopo aver fatto un'ottima partita quella precedente, oggi volevamo dar continuità. Nel primo tempo siamo stati imprecisi e il nostro primo tempo di un po' impreciso ha condizionato poi il dover recuperare nel secondo e nel recuperare abbiamo creato tanto, concesso praticamente niente. E da una situazione la Salernitana è passata in vantaggio e poi non siamo stati bravi a riprenderla nonostante il volume di gioco e le occasioni create. Questo rammarico
ce l'abbiamo. I cambi di Dionisi non hanno dato gli esiti sperati. Il Palermo ha creato ma non concretizzato e così ancora una volta il Barbera si rivela un tabù per i siciliani. È stata una partita non facile, abbiamo preso il gol che non al momento giusto, ma ho il sentimento che nel secondo tempo abbiamo provato di fare gol, abbiamo creato molto di più di loro e non abbiamo riuscito a fare il gol, ma il secondo tempo è stato positivo, sì. Di Francesco nel finale sciupa la palla del pareggio. Adesso la sosta, rosanero che torneranno in campo fra 2 settimane a Modena. Il Catania conquista a Caserta la seconda vittoria consecutiva del campionato grazie alla rimonta in terra campana. I rossazzurri sono a un punto dalla vetta. Marco Carli. Tutto o quasi in una partita. Le avversità, gli infortuni, lo svantaggio, gli spigoli di un match difficile e bloccato, ma anche la capacità di rispondere. Il gran finale con annesse 2 reti e vittoria in rimonta. Casertana-Catania per i colori rossazzurri è stato questo, insieme al genio di Jimenez, re di Caserta per un giorno, con un gol e un assist. Come ruolo fare il trequartista, nel senso giocare tra le linee. Prendere le palle tra le linee e, come si dice, inventare. E di inventare ha inventato il numero 10 del Catania. Partiamo proprio dalla fine. 1-1 il punteggio e a 10 minuti dal 90° l'ennesima sgroppata con cross di Anastasio sulla sinistra. Viene sfruttata così dal ragazzo ex Atalanta Under 23. 2-1 ed esultanza con i compagni in campo e in panchina. Minuti di recupero. Ierardi esce dalla difesa con qualità, serve Jimenez che vola verso l'area e crossa per Inglese. Movimento perfetto della punta che segna la rete del 3-1, il suo secondo gol stagionale. Tutto finisce in gloria, ma l'inizio era stato complicato. L'infortunio di Lunetta, il vantaggio campano con il solito lancio lungo, addirittura proveniente dal portiere, che sorprende la difesa etnea permettendo a Mancini di battere Adamonis. Poi il pareggio di Guglielmotti, esterno sinistro, Anastasio che trova esterno di destra. Guglielmotti appunto e gran gol sotto la traversa. Nel secondo tempo poche emozioni ma anche le scelte di Toscano che indirizzano il match e fanno diventare Jimenez protagonista. Una maglia storica che qualsiasi giocatore di calcio vorrebbe indossare, ha una storia incredibile, quindi per me essere qui è un onore, segnare il primo gol con sta maglia. Doppio pareggio per Messina e Trapani, rispettivamente contro Benevento e Sorrento sul neutro di Potenza. Venerdì prossimo è il derby al provinciale tra le due formazioni siciliane. Sergio Colosi. 2 pareggi dal sapore diverso. Il Messina ha fermato la capolista senza prendere gol e colpendo 3 legni, mentre il Trapani rimane a 3 passi dalla vetta, ma contro il Sorrento sul neutro di Potenza non è riuscito a centrare la terza vittoria di fila. Modica si convince dentro Krapicas che blinda la porta per il primo clean sheet stagionale. Di Ortisi, Petrungaro ed Anatriello i 3 pali con la sfortuna ancora compagna di viaggio dei giallorossi. Al Franco Scoglio un'infinità di giovani in campo, il Benevento per scelta e il Messina per necessità. Un punto anche per il Trapani e conseguente passi indietro dei Granata, fermati dal Sorrento. Su calci piazzati 2 gol, vantaggio rossonero con l'ex Musso sull'angolo di Bolzius e pareggio di Silvestri su punizione di Benedetti. Ripresa significa sacrificio per la squadra di Aronica, che in 10 per l'espulsione di Benedetti ha subito la pressione dei campani. Non è stato il Trapani brillante dei 4 gol alla Turris o dei 5 al Potenza, ma ha saputo soffrire e mantenersi sulle scie delle grandi del campionato. Venerdì prossimo al provinciale, derby tra Messina e Trapani, per dare maggiore significato e continuità al pareggio dell'ultima giornata. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.